Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi faremo una serata dedicata alle tradizioni popolari con l'archeologa Emanuela Cagliapilloni, che abbiamo già avuto qua ospite per altre due serate, sempre dedicate alle tradizioni popolari, quella sui il matrimonio, era le feste nuziali sarde, il matrimonio, l'abito, ok, esatto, e invece l'altra era sui brevi. Lascio la parola quindi a Katia. Buonasera, grazie, alcuni ormai ci conosciamo, con qualcuno ci conosciamo già, magari c'è qualcuno nuovo. Io sono un'archeologa, sono anche un insegnante che però ha una predilizione, diciamo un interesse particolare per le tradizioni popolari sarde, che poi, come ho spiegato nel nostro primo incontro, sono una delle nuove tendenze, nuove si fa per dire, tendenze dell'archeologia moderna, che ha riscoperto la fondamentale importanza come messe proprio di informazioni e di nozioni che ci sono nelle tradizioni. E la Sardegna, oltre che essere ricca di tradizioni, ha delle tradizioni molto particolari che si sono mantenute fino ai giorni nostri, solo qui ecco e non altro. Allora, su Capodanni, l'antico calendario sardo. Per i non sardofoni, Capodanni sarebbe letteralmente il Capodanno. Perché intitoliamo una serata che deve parlare del calendario sardo col Capodanno? Voi direte, logico, vabbè, la giornata più importante dell'anno. No, perché proprio la sistemazione del Capodanni, del Capodanno, dell'inizio dell'anno nel calendario sardo nasconde, o al contrario comunica, una messe di informazioni importantissime. Ci arriveremo, ma ci arriveremo in una maniera un po' diversa. Partiamo da questo. Noi siamo abituati a pensare al maggio come da cattolici, da cristiani, come il mese dedicato alla Madonna. Lo è in generale. E tantissime feste del calendario cristiano dedicate alla Madonna si trovano ufficialmente a maggio. La Sardegna fa eccezione anche in questo, non che non le si festeggi, ma le feste tradizionali sarde legate al culto della Madonna, piuttosto che essere a maggio, sono a settembre, e non è una, sono tante. Per quale ragione? Perché in quello che è sincretismo religioso, cioè il far confluire culti antichi, pagani, come abbiamo detto, no? Nelle altre occasioni, nella nuova religiosità cristiana, alcune figure religiose e alcuni culti troppo importanti non sono andati persi, non sono stati, nonostante la religione ufficiale ne avesse segnato la piura, ma in realtà sono confluiti in altre figure religiose con cui avevano una certa affinità. Il culto dell'acqua, e questo sicuramente Pierluigi ve l'avrà detto, gli altri ospiti che sono venuti qui a fare lezioni o comunque a fare serate sull'archeologia, è uno degli aspetti più importanti della religiosità antica, anche della religiosità tradizionale sarda, dall'epoca dei draghi e sicuramente anche prima. Ma normalmente le divinità che presiedevano e proteggevano le acque, che erano donatrici di acqua, erano divinità femminili, non erano divinità maschili. Era una delle forme attraverso cui la Dea Madre si mostrava e veniva venerata. La Madonna era la figura più vicina all'idea della Dea Madre, alla figura della Dea Madre che ci potesse essere nel, diciamo, pantheon cristiano, che è una religione assolutamente monoteista, ma che, se andiamo ad osservare bene, si è creata una sorta di pantheon politeistico con tutti i santi, ciascuno dei quali è preposto ad una determinata cura, ad una determinata sfera della vita di tutti i giorni. In Sardegna, quanto potesse essere importante, lo è ancora oggi, l'acqua per la vita di società assolutamente legate esclusivamente all'agricoltura, non c'è neanche bisogno di sottolinearlo. Quindi sorgenti, ruscelli, fontane, fiumi, che erano stati nel corso di millenni oggetto di venerazione e di culto per una divinità delle acque, sicuramente femminile, ripeto, la Dea Madre, adesso vengono in qualche modo invece dirottate verso quale culto? Quello femminile per eccellenza, quello della Madonna.
Ed ecco quindi che noi abbiamo la Beata Vergine delle Acque o Santa Maria della Neve, la Madonna Nera delle Acque o d'Itria, che vengono portati ancora oggi in processione anche per invocare la pioggia. Quindi vengono invocate, così come veniva invocata millenni prima, la Dea Madre per portare l'acqua. I riti propiziatori erano tantissimi e diversi, alcuni si sono mantenuti. La Chiesa li ha guardati, a volte con sospetto, ha cercato in alcuni casi di prendere delle posizioni molto nette, per cui li ha considerati assolutamente pagani e non da perpetuare. Col tempo però così forti questi riti erano e queste tradizioni che anche la Chiesa si è un po' ammorbidita, però chiaramente li ha dovuti incanalare verso il culto ufficiale, quello che chiaramente lei riteneva ufficiale. Per quale ragione però? Non tutte, ma una grandissima parte delle feste dedicate alla Madonna sono proprio a settembre, perché era quello il mese che dava inizio alla nuova stagione lavorativa. Stiamo parlando di una società agraria, una società che vive esclusivamente o che viveva esclusivamente del lavoro dei campi. L'acqua era fondamentale e l'inizio dei lavori dopo il torrido agosto era a settembre. Ed ecco qui per esempio alcune date. La Madonna del Rimedio l'8 settembre, Nostra Signora del Regno Salto Sabosa il 7, Nostra Signora di Sergu l'8, dal 7 al 17 Santa Maria de Saúco, la Madonna di Bonaccardo e via dicendo. Oltre che la Madonna, che però è diciamo chiaramente nel pantheon cristiano la figura dopo quella di Cristo più alta, ovviamente, ci sono anche molte altre feste tra settembre e ottobre dedicate a sante donne. Pensate tutte, Santa Rega, Santa Greca, Santa Vitalia, Santa Vida e via dicendo, sono tutte comunque feste di sante e non di santi, tutte quasi da una settimana all'altra, no? E badate bene, a quelle feste le società contadine fino agli anni 60 partecipavano in massa, era un appuntamento ed erano anche il luogo del mercato, quindi di scambio. Si andava con quelle che oggi chiameremo delle carovane, quindi si andava con i carri, si passava l'intera giornata, chi aveva da vendere qualche prodotto o da scambiare lo faceva proprio in quei giorni, quindi avevano un ruolo fondamentale. In modo particolare, ecco qua, guardate questo, Sardara. Allora, il penultimo lunedì del mese di settembre si festeggia Savestamanna in onore di Santa Maria des Aquas, quindi la grande festa, la festa più importante, in onore appunto di Santa Maria delle Acque, è inequivocabile. Fra l'altro Santa Maria delle Acque è anche patrona di questa diocesi, quella di Ales Terralba. La festa di questa Madonna dove è situata? In un santuario campestre, esattamente come probabilmente avveniva in epoca nuragica. Mi sa che siete andati forse in gita anche tutti insieme qui da Unebi, pensate Serri per esempio, siete andati a Serri? Sì. Pensate Serri, poi infatti c'è anche il pozzo sacro, tutto il culto. Pensate anche a Santa Cristina, un Messias, cioè che cosa hanno fatto? Li hanno riprodotto, c'era una situazione tipica in epoca nuragica, quelli erano santuari che probabilmente convogliavano varie popolazioni nuragiche da quasi tutta la Sardegna e che rimanevano lì perché non avevano la possibilità di spostarsi in giornata. In epoca cristiana quel culto è rimasto, si è creata la chiesa come sempre e intorno alla chiesa, se avete visto Santa Cristina, che quello in cui forse si vede in maniera, è rimasto in maniera più tangibile, vedete tutte le abitazioni che vengono utilizzate solo quando? 2 o 3 volte l'anno, durante il novenario, durante la festa, che ricalca esattamente la situazione nuragica, identica, eppure si è mantenuta. Anche in quel caso però la santa è una donna, la chiesa per Santa Cristina non è dedicata a un santo o a un martire, e anche questo quindi è un elemento che ritorna sempre. Fra l'altro la presenza proprio a Sardara è anche abbastanza scontata di un culto come questo, la presenza dell'acqua, le terme, era proprio un luogo simbolo. Andiamo avanti. Ho fatto poi un esempio come al solito del mio paese.
l'8 di settembre, che poi è proprio la festa di Santa Maria Bambina, in corrispondenza de Sincugia, cioè della raccolta di tutti i proventi dei raccolti dell'anno che venivano venduti a Sumonti, cioè il Monte Granatico, in tutti i paesi, no? Cioè, ricorda, molti sono stati restaurati del Monte Granatico. Lì avvenivano gli scambi commerciali, certo non stiamo parlando per certi periodi di chissà quali prodotti, grosso modo erano granaglie, per cui era anche impossibile raccoglierli fisicamente in quei luoghi. Era l'8 settembre che venivano pagati i contadini che avevano venduto, non era un pagamento quotidiano, settimanale o mensile, era addirittura annuale. Quindi proprio in quell'occasione, perché era terminata in quel modo simbolicamente tutto l'anno agricolo precedente e ne stava invece iniziando un altro. E una curiosità, a San Sperate sapete, la produzione delle pesche è particolarmente famosa e importante. Beh, la pesca di settembre a San Sperate era chiamata Subresio Santa Maria. Chiaramente questo non era un nome che troverete nei cataloghi oggi attualmente, non so neanche quale fosse il nome reale di quella qualità di pesche, ma per tutti, poiché era settembre era il mese di Maria, anche la pesca si doveva chiamare come. Bene, ok. Il calendario agrario e i culti bizantini. Diciamo un po' che il calendario sardo si è formato per due influenze fondamentali. Da una parte il mondo agricolo, e questo è tipico di tutte le società, che il calendario era scandito dai lavori nei vari periodi dell'anno, normale, e l'altro sono invece i culti bizantini, e non solo, poi vedremo meglio. Allora, intanto vediamo alcuni studiosi che si sono occupati, studiosi molto più importanti di me ovviamente, che si sono occupati della questione. Allora, l'Anziator diceva che per i sardi l'anno non comincia a gennaio, inizia a settembre. Solo i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio hanno nomi uguali usati a quelli, insomma, di tutta la cristianità, no? Gli altri 7 invece hanno nomi particolari, usati solo nell'isola e neppure in tutta l'isola, cioè a zone anche nell'isola stessa. E questa è una particolarità assoluta del calendario sardo. Quindi, e diceva l'Anziator, che il calendario sardo appare come l'espressione di un popolo essenzialmente dedito all'agricoltura. Ma non è che essenzialmente dedito, io direi di più, l'agricoltura era la cultura, per cui impregnava qualunque ambito della vita, non era semplicemente ciò di cui si viveva, era ciò per cui si viveva. E c'era un legame strettissimo anche nell'ambito religioso, non c'era distinzione. È più una mentalità moderna questa di distinguere il tempo del lavoro o l'attività professionale dall'eventuale credo religioso e dalla vita privata, non per quel tipo di società, era tutt'uno, erano due facce ma della stessa medaglia, ma veramente tutt'uno, e ogni elemento dell'uno andava piano piano ad infilarsi negli aspetti dell'altro. Allora, uno quindi il rapporto col mondo agricolo, fondamentale per comprendere il calendario sardo, l'altro il rapporto con Bisanzio, cioè con la civiltà bizantina. La Sardegna è stata dominata dai bizantini, si dice spesso che però ha lasciato tracce, ma non quanto in altre zone, perché effettivamente poi con l'arrivo dei Vandali e di altre popolazioni non c'è stata la possibilità di dare un segno così forte. In realtà però molti studi, no, moderni, e se si vanno effettivamente a osservare alcuni dettagli ci si accorgerà che la presenza bizantina è poco studiata piuttosto che poco importante. Noi abbiamo un problema, no? Abbiamo i nuraghi, vedete, sono un problema, archeologicamente parlando sì, sono delle costruzioni così maestose, così grandi, così imponenti che per decenni quello che si è studiato dei nuraghi erano i nuraghi, non tutto quello che c'era dentro. Non si dava la giusta importanza alla ceramica, o gli scavi solo erano fatti per mettere in evidenza ancora di più queste strutture, e abbiamo praticamente non considerato, o in alcuni casi non dico distrutto ma quasi, tutta una serie di una documentazione immensa e importantissima fra le altre di quest'epoca, okay? Che non è conosciuta in maniera sufficiente. Vediamo però nel calendario cosa è rimasto. Intanto, Capodanno.
Il primo mese dell'anno da un punto di vista etimologico ricalca un'espressione latina, caput, anni, testa dell'anno, quindi primo dell'anno. Quindi da un punto di vista etimologico è latino, è semplicemente di derivazione latina, ma il fatto che sia il 1° settembre ci porta invece in ambito greco, in ambito bizantino. Perché nella tradizione ortodossa, e quindi la tradizione ortodossa si sviluppa dove? In Grecia, in Oriente, quindi laddove l'impero bizantino è durato fino al 1500, quindi insomma ha avuto secoli e secoli di storia, l'anno ecclesiastico iniziava il 1° settembre. Quindi l'aspetto religioso fondamentale, come sempre in Sardegna, è rimasto, ed ecco qui che per il calendario sardo si iniziava il 1° settembre. Ancora, ci sono altri elementi che derivano dalla tradizione del mondo bizantino. In alcuni casi sono dei calchi semantici, sta parola che sembra chissà che cosa. Allora, semplicemente un imprestito è una parola che noi prendiamo da un'altra lingua, tale quale, e la portiamo nella nostra. Perché noi non ce l'abbiamo, magari, oppure perché è di moda, succede, ma non è che succede oggi, è sempre successo, va bene? Pensate che Giulio Cesare, che oltre che essere un generale, un comandante di primo livello, un grande politico, era un grandissimo conoscitore della lingua, si lamentava molto di questo fatto, era un purista, diceva noi abbiamo troppi imprestiti, quali? Greci, quelli greci, loro si lamentavano, oggi magari abbiamo imprestiti inglesi di altro livello, però la questione non è cambiata, no? È sempre quella. Quindi un imprestito è una parola che io proprio prendo. Filosofia, per esempio, che noi abbiamo preso dal latino, però era greca. Il latino non aveva termini di quel genere, l'hanno proprio preso e utilizzato. Calchi semantici sono invece un'altra cosa. Un esempio di calco semantico è per esempio grattacielo. Grattacielo non è l'imprestito inglese, non vi dico la parola inglese perché è una pronuncia pessima e non vi voglio. Di fatto però in inglese grattacielo, cioè c'è una parola che significa esattamente questo, grattacielo. Noi non abbiamo preso la parola inglese, great, non mi ricordo insomma, sky, una cosa particolare, non abbiamo preso quella, ma ne abbiamo fatto un calco semantico per indicare dei palazzi, anziché dire noi abbiamo dei palazzi altissimi, noi diciamo abbiamo dei grattacieli. Abbiamo fatto un calco semantico, abbiamo preso una parola, non abbiamo utilizzato la stessa, l'abbiamo trasformata nella nostra lingua. Lo stesso cosa è accaduto in sardo per un mese, guardate, esattamente questo. Mese Argiolas, che è il modo in cui viene indicato luglio in campidanese. Argiolas, Asrovas, a seconda poi delle diverse pronunce, però il concetto è sempre quello. In logudorese, mese Triulas. Apparentemente sembrano diverse, uno dice qual è la vicinanza? No, perché entrambe si rifanno ad un concetto, quello della trebbiatura, ma soprattutto del luogo in cui avveniva, perché Sajrova è l'azione, ma è proprio anche il luogo in cui avveniva quel lavoro, e che derivano dalla parola greca, greco-bizantino, quindi già una fase più recente del greco, che è questa, aloroion, che significava aia. Non vi faccio tutti i passaggi, non dobbiamo fare filologia qui, ok? Quindi indicava esattamente la zona in cui avveniva quel lavoro, che era la cosa più importante di quel mese. Cioè, il nome che si dà a un mese o è per scelta, come il calendario che abbiamo noi legato ad altre cose che poi magari diremo, fatta a tavolino, o altrimenti deve rappresentare la cosa più importante di quel mese. La cosa più importante in una società agricola era certamente la trebbiatura in quel mese, era quello l'elemento. E chiaramente il fatto che questi siano i prestiti greci è dovuto esclusivamente alla presenza bizantina, che, ragioniamoci un po', se fosse stata così poco importante o così poco addentro alla società del tempo, non avrebbe lasciato una traccia che poi è rimasta per secoli nel calendario, che è una parte troppo viva, no? delle società antiche, anche di quelle moderne, rispetto a quelle moderne. Altra influenza importante sono le influenze ebraiche. Quindi il nostro calendario è veramente estremamente ricco, anche le presenze ebraiche in Sardegna. Di recente sono state assegnate alcune tesi di laurea proprio sulla presenza degli ebrei in Sardegna. Era anche quello uno di quei campi poco studiati, ripeto. La civiltà nuragica con la sua maestosità faceva sì che tutto un filone di studi fosse sempre indirizzato là.
In realtà la presenza ebraica in Sardegna è molto antica e molto molto importante, ha lasciato anche lei delle tracce significative e la lasciate in modo particolare nel calendario, mi riferisco in una parola, su Genabra, che chiaramente non è un mese, ma è un giorno della settimana, il venerdì. Ok. Questa parola probabilmente è giunta in Sardegna da dove? Chiaramente dall'Africa romana. La parola originariamente, queste sono tutte le varianti, cenabara, cenabura, cenabra, cenabar e via dicendo. Le varianti sono quelle, ma si torna sempre alla stessa origine. Qual è l'origine? Qual è l'etimologia? L'etimologia, allora, partiamo da questo, cena pura. Questa è un imprestito latino, letteralmente cena pura. Da dove però è arrivata questa espressione? In realtà qui ci aiuta uno dei padri della Chiesa, Agostino. Qui diceva appunto che questa parola era giunta probabilmente grazie agli ebrei africani che lo portarono nell'isola in una delle prime deportazioni voluta da Tiberio. Pensiamo che noi avevamo un'area che da sempre se la riservavano un po' gli imperatori romani o comunque i romani per mandare in esilio quelli che disturbavano e doveva stare proprio lontano da tutti. Gli ebrei, a differenza dei cristiani che magari subirono persecuzioni, ma non erano difficilmente furono mandati, no, all'esilio, anche perché la religione cristiana è proprio rimasta una religione, con gli ebrei era una questione anche di etnia proprio diversa. Li mandavano ad Metalla, quindi nella zona del Sulcis Iglesienti, lì belli chiusi in maniera tale che non potessero fare molti danni. In quelle occasioni però le comunità, in realtà ce n'erano sempre all'epoca di Tiberio già qualcuna a Cagliari, quindi era una presenza massiccia e importante. Allora la parola cena pura deriva da questa espressione, cena prima del Purim. Che cos'era il Purim? Quindi questo pura in realtà non significava purus come possiamo immaginare puro, ma in realtà era semplicemente una neoformazione, cioè una parola formata a imitazione però almeno da un punto di vista fonetico dell'altra. Quindi hanno preso cena e Purim, quindi sarebbe chiaramente la cena prima del Purim. Che cos'era il Purim? Purim era il sabato per gli ebrei, la cena prima del Purim era a questo punto la cena del venerdì. Ora il punto è perché i cristiani dovevano mantenere, in questo caso in Sardegna, una espressione che comunque era legata alla religione ebraica. Ricordiamoci che i rapporti fra cristiani ed ebrei per tantissimi secoli non furono certo idilliaci, però effettivamente, chiaramente intanto si è persa molto presto, no? Questo passaggio. Molti ebrei si erano convertiti al cristianesimo, quindi una parte del sostrato che poi diventerà cristiano aveva già l'abitudine di avere il venerdì chiamato in questo modo, cioè Purim, quindi il sabato Purim e quindi il venerdì il giorno prima del Purim, e quindi più facilmente è rimasto. Però non è solo questa la ragione. Allora, originariamente questo termine era usato solo in un periodo dell'anno, quindi questa parola indicava il venerdì solo nel periodo squale, non in tutto l'anno. Cosa accadeva? Che in quel tipo di cena bisognava avere delle caratteristiche particolari, quindi il pane doveva essere senza lievito secondo i dettami biblici per quel periodo dell'anno. Sto parlando della Pasqua ebraica, non della Pasqua cristiana, cioè gli ebrei avevano questa abitudine per queste prescrizioni. Lo sapete tutti, la Pasqua cristiana ricorda il passaggio di Gesù Cristo dalla morte, no, alla vita, quindi la resurrezione. La Pasqua ebraica invece ricordava il passaggio dalla schiavitù alla libertà, quindi il passaggio dall'Egitto, okay, in cui non avevano avuto il tempo di far lievitare il pane e quindi in ricordo di quello mangiavano sempre il pane non lievitato. Okay. Un'altra cosa importante però, già gli ebrei avevano preso il divieto di mangiare carni impure in quei giorni, sempre al ricordo di quell'occasione in cui non avevano potuto fare, ma
Guardate un po', questo fatto favorì il consumo di pesce e di bottarga di mugine, come attestato dalle fonti antiche per la comunità di Cartagine. Quindi abbiamo anche una testimonianza molto importante. La testimonianza in questo caso comunque proviene sempre da Sant'Agostino, che comunque era africano, che quindi la bottarga di mugine, che è rimasta caratteristica proprio tipica della Sardegna, era in realtà consumata in tutta la fascia settentrionale dell'Africa mediterranea, soprattutto in Tunisia, l'attuale insomma Tunisi e quindi Cartagine, e che questi ebrei avevano portato con loro questa tradizione. Gli ebrei in questo sono sempre stati anche molto più rigidi dei cristiani, per cui la regola era quella, andava presa alla lettera e non si poteva, in qualunque posto fossero, in qualunque circostanza si trovassero. Cosa succede poi invece? I cristiani trovarono invece nel venerdì una situazione particolare. Non era quindi la cena prima del sabato, il venerdì, soprattutto prima in Quaresima, era il giorno in cui Cristo era morto, per cui era un giorno dedicato al digiuno, all'astinenza, l'astinenza delle carni, che era esattamente quello che già facevano gli ebrei. Quindi, perché ripeto, una gran parte dei cristiani, Cristo per primo, voglio dire, nasce in ambito ebraico, poi si svilupperà e via dicendo e si diffonderà in altre comunità. Le abitudini erano le loro. Cioè, per quanto tempo c'è stata la discussione sul fatto della circoncisione, se i cristiani dovessero essere circoncisi oppure no, se era possibile ammettere i non circoncisi fra i cristiani. Non dobbiamo pensare per i primi secoli ad una religione, quella cristiana, che va per conto suo, è una religione ebraica. No, quello era il paganesimo e il cristianesimo, possiamo vederle in quella fase come due veramente religioni distantissime, ma assolutamente ebrei e cristiani hanno di più che una tradizione in comune, praticamente la stessa radice, lo stesso albero, poi i rami che sono andati a prendere altre strade. E infatti, dicevo, l'astensione della carne è un moderato consumo di pesce che era permesso e anche oggi è permesso. E invece nei nostri nomi della settimana il venerdì a chi era dedicato? Alla Dea Venere, che in realtà aveva, pensate anche, no? Ma a me questa cosa fa sempre molto sorridere. La Dea Venere è esattamente il contrario di tutto ciò che nel cristianesimo viene indicato per il venerdì. Venerdì è proprio astensione non solo dalle carni, noi adesso la stiamo sempre riducendo di più, astensione dalle carni. Il venerdì santo in realtà era un'astensione totale da qualunque forma di piacere, doveva essere veramente addirittura solo di preghiera e via dicendo. Invece nel mondo latino il venerdì era dedicato alla dea lussuriosa per eccellenza, Venere, quindi era un qualcosa proprio che andava totalmente scardinato, e lo è stato prestissimo. Vediamo adesso invece ai nomi di mesi. Ottobre, il nome in questo caso, tranne che mese da Damini, quindi il mese del letame, che era chiaramente riferito al letame utilizzato per la concimazione dei campi, che avveniva soprattutto in quel mese, non certo nei mesi precedenti, neanche a settembre, perché c'è ancora troppo caldo e avrebbe quindi creato dei danni poi alle colture. Quindi anche in questo caso il legame col mondo agricolo non è evidente di più, è proprio una cosa sola. Il mese da Damini si è soprattutto nel Campidano, comunque è la zona della Sardegna in cui l'agricoltura era più fiorente, in cui c'è sempre stata presente, mentre le altre varianti sono queste: Santuanni e Santumiali, nelle zone però centro-settentrionali dell'isola, e San Giovanni praticamente questo, e questo Santumiali e San Michele, che ci sono anche queste varianti. In ogni caso o il mondo agricolo o il mondo religioso, quello da cui si originano i nomi. Novembre, allora, Dogna Santu, quindi ogni santi per i campidanesi, la festa di ogni santo, Dogna Santu. Mentre abbiamo, ancora una volta quindi, la questione religiosa è al primo posto, poi abbiamo Sant'Andria, mese desos mortos per i logudoresi, quindi comunque mese dei morti, mese desos mortos, quindi sempre riferimenti al mondo religioso, sempre.
Pasqui, mese Idas, mese Paschigeda, una cosa importante. Poi queste sono, invece scusate, ho sbagliato. Allora, Nadali, Nadavi, Nadale, sono forme più frequenti in alcune zone, ma anche più recenti. Okay? È evidente che sono abbastanza recenti come forme, ricalcano proprio il Natale, la parola Natale. Soffermiamoci invece su questo. Paschigeda, magari per i campidanesi o per chi è di zona si ricorderà che Natale in sardo campidanese Paschigeda, mentre piccola Pasqua, mentre la Pasqua è Pascamanna, e poi lo vedremo. Quindi Paschigeda e Pascamanna. Perché? Ritorniamo alla profonda religiosità sarda. Per la Chiesa cattolica la festa per eccellenza, la Pasqua, è quella di risurrezione, tanto che diciamo Pasqua di risurrezione, ma in realtà non era l'unica che veniva chiamata Pasqua. Se avrete l'occasione di, magari qualcuno l'ha già letto o l'ha già visto, ci sono delle edizioni anche abbastanza agevoli, no? Prendete la Carta de Logu. La Carta de Logu, che è praticamente la prima Costituzione che si è avuta in Italia, di fatto, no? Quindi scritta, forse non tutta da Eleonora d'Arborea, comunque durante l'epoca dei giudicati, e vengono indicate tutta una serie di azioni, di leggi, e c'è sempre la ricorrenza di Pasca de Nadali, la Pasqua di Natale, che è Natale, la Pasqua dell'Epifania, la Pasqua di San Giovanni. Quindi l'espressione Pasqua nel sardo indicava una festa molto importante, che indicasse in qualche modo però un passaggio naturalmente a volte non fisico, ma un passaggio di tempo importante, un passaggio religioso, no? L'abbiamo detto, Pasqua, la Pasqua cristiana è il passaggio dalla morte alla vita. Perché anche il Natale si chiama Pasqua in sardo? Minore, perché senza la Pasqua di resurrezione il cristianesimo non esisterebbe. Cioè l'elemento fondamentale del cristianesimo non è che sia nato Gesù e che ha detto tante cose, ma il fatto che sia risorto. Se non fosse risorto sarebbe rimasto all'interno probabilmente uno dei profeti della tradizione ebraica, per cui non avrebbe dato origine ad una nuova religione. Quello è l'elemento fondamentale. Il Natale infatti non è la prima festa cristiana, oggi sì, di fatto, non è una festa consumistica, ma in realtà la prima festa cristiana è sempre stata la Pasqua. Non solo prima per importanza, ma prima proprio in ordine di tempo. Per tantissimi secoli, per almeno 3 secoli, il Natale fra i cristiani proprio non era stato considerato, non si pensava a dover festeggiare la nascita del Redentore. E perché? Perché i cristiani festeggiavano il compleanno, il dies natalis, di tutte le persone, che non era però il giorno in cui si nasceva, era il giorno in cui si moriva. Per cui il giorno da festeggiare era il dies natalis, era il giorno della morte, perché era quello che ti permetteva di vivere la tua vera vita, quella nell'aldilà. La nascita in questo mondo non era significativo per un cristiano delle origini, proprio non lo era per nulla. Anzi, per certa parte dei cristiani era anche qualcosa di quasi negativo, nel senso che la nascita sapevi che fino alla morte dovevi vivere in una sorta, diciamo, di limbo, di purgatorio, per poi meritarti la vera vita. Okay? Quindi per secoli di avere il Natale, di festeggiare il Natale, proprio non è che non se ne sentiva l'esigenza, non aveva proprio senso. Altra cosa, per esempio, anche nelle epigrafi cristiane si ricorda molto spesso, e c'è scritto dies natalis, che è il giorno della morte, quindi veniva festeggiato, ricordato, e anche questo torna tanto in Sardegna, perché per la festa dei morti si fanno tutte quelle attività gioiose che fanno i bambini, no? Su morto, i spaigedas, con tutte le varianti, i bambini che vanno a Halloween praticamente, ok? Quello, no? Perché proprio questa, il giorno della festa era il giorno dei morti, il giorno del compleanno, anche nella tradizione sarda, diciamo proprio dei paesi, non era una festa importante, non lo era, tutta un'altra cosa era proprio il culto dei morti, che è proprio tipico della quindi mentalità cristiana.
Allora, ci sono invece poi una serie di mesi che obiettivamente hanno nomi e sono di origine latina. Già il nome di gennaio, che riprende il latino Januarius, che era il mese del dio Giano, quindi Januarius da Giano. Friagio, con tutte le varianti, no? Invece da Februarius, che era dedicato alle feste della purificazione. Questo Februarius è il nome latino che deriva da questo, da queste feste di purificazione, Februa. Poi Mrazzu, Marzu, Maltu, Martu, in onore di Marte, così come appunto il latino. Aprili, anche in questo caso, era dedicato, il nome deriva dal latino, che a sua volta lo deriva dal nome della dea etrusca, Aprul. Maiu, che proprio ricalca perfettamente il Maius romano, che invece era dedicata alla dea madre italica, simbolo di prosperità e di abbondanza, e che sono rimasti, probabilmente perché corrispondevano anche in questi casi soprattutto ad uguali situazioni, no? E quindi sono rimasti, o forse perché erano particolarmente forti e non se ne sentivano altra necessità. Giugno invece, altro mese che ha un nome tutto suo in sardo. Allora, mese Lamparasa e tutta una serie poi di altre varianti. Questo è legato invece alla luce. Era il mese delle lampade, insomma, no? Lampade intese. Queste sono quelle di Sumulino, queste sono tutta una serie di lucerne che sono state ritrovate nella torre F del nuraghe Sumulino. Okay? In quel mese, non dimentichiamoci, ci sono i fuochi di San Giovanni. San Giovanni, a sua volta, che condivide con Giano, il dio di cui abbiamo detto prima, il culto dell'apertura, diciamo, delle porte astrali, che avveniva in due periodi, in due dell'anno, a gennaio e a giugno. A giugno noi abbiamo la festa di San Giovanni, in cui c'è il fuoco, però voi vi ricordate qualche festa di gennaio in cui si fanno i fogadosi? Sant'Antonio Abba. Sant'Antonio Abba, laddove ci sono i fuochi, si rifacevano esattamente a questa antica tradizione. Il fuoco non era in quel caso, non aveva tanto il simbolo della purificazione, attenzione, ma proprio di illuminare. Illuminava e permetteva il passaggio in occasione del solstizio d'estate o in altri periodi particolari. Questo fatto evidentemente in tutta la Sardegna era così forte da lasciare il nome, no, al mese. Evidentemente era pieno di feste, poi noi magari sono state ridotte a quella di San Giovanni, a qualche altra, poche, ma evidentemente era proprio celebrazioni frequentissime. E il fatto che nei nuraghi spesso, nelle fasi, o perlomeno laddove ci sono degli altari all'interno dei nuraghi, e quindi ci danno la certezza di un culto, sia pieno di lucerne. Ma quando dico pieno non sto utilizzando un'espressione così, voglio dire pieno. Cioè, a Sumulino, nella torre F, c'era una cosa veramente impressionante, dalle più informi, poverine, naif, di un po' questo modellino qua, questo che sembrava quasi un topo, okay, a quelle pluridecorate di un livello grandissimo. Sempre si ritorna a quello, il culto della luce. Quindi evidentemente questa era una tradizione così antica e così forte che è riuscita a mantenersi anche nel nome intatto, anche perché se poi voi andate, io ricordo quando mia nonna mi parlava dei mesi, di questi mesi, dicevo sì, ma cosa vuol dire? Ah, buono uscire, cioè, ovviamente, però sta Ici, no? L'abbiamo detto anche le altre volte. Ok, veniamo adesso alla settimana, proprio al nome della settimana, Sagida, ok? Anche questa è una cosa particolare, perché vediamo un po' qua, eccola qua. Sagida deriva da questa forma latina, acita, che inizialmente indicava, guardate bene, l'insieme del personale di guardia con i turni che erano ripartiti su base settimanale. Ok, quindi tutto l'insieme del personale che faceva la guardia e aveva dei turni però settimanali, non giornalieri, ma settimanali, si chiamava così.
Poi, per estensione di significato, come spessissimo capita, invece passa ad indicare i 7 giorni, un po' come quando, non so, si usa anche in italiano in altre espressioni, è una cosa che capita spesso, quando per esempio possiamo dire ho fatto la settimana, nel senso ho lavorato per una settimana, no? Oppure mi hanno pagato la settimana, non ti hanno pagato la settimana, ti hanno pagato il lavoro che tu hai svolto in quella settimana, e poi però quello diventa il nome comune. Anche questo era abbastanza insolito, questa indicazione, il che però lo lega sempre all'attività probabilmente lavorativa. Ok. Questi li abbiamo visti, sono i nomi in sardo ricalcano quelli latini, lunisi o lunisi, martisi, martisi, quindi lunedì il giorno della luna, martisi, martedì, il giorno di Marte, poi il giorno di Mercurio, scusate, poi abbiamo Giovia, Cenavara, e poi sabato e domingo che sono assolutamente rimasti. Questo è un imprestito ma che è rimasto anche in italiano ebraico, e invece domenica è la forma contratta del giorno del Signore, dies domini, unito, che poi ci dà appunto la parola domenica. Allora, le stagioni, anche se sembrano molto diverse, guardate per esempio veranus, mentre in italiano primavera, che poi è sempre comunque di origine latina ma da un'espressione. Verano, istiu, allora estas in latino, tra l'altro però c'è anche, adesso non ricordo come si chiama, sono dimenticato di metterlo, un vento caldo che ha un nome similissimo, tipo estus, qualcosa del genere, adesso non lo ricordo. Sì, no, quello in sardo, no, non mi riferiva al latino, sì. Poi atunsu, che è chiaramente una storpiatura per autunno, quindi autunnus, ibernum, è rimasto molto più in sardo la radice che non. Sì, allora ieru, iberu, io ho messo solo alcune varianti perché veramente, sì, anche noi per esempio sono sperate, campi da noi, ieru, invece in altre zone iberu. Istabia. Sì, esatto. Aspettate. Allora, ok, è questo. Allora, poi vi ho messo, sono tanti ma state tranquilli, quindi leggiamo, ci sono una marea di proverbi, ma se voi andate, siete dimestichezza, insomma, cercate in internet, mettete proverbi legati alle stagioni, ne trovate un'infinità, molti più che in italiano, ma molti di più, proprio perché, vi ripeto, il tempo era proprio il tempo, diciamo, dell'anno era troppo legato alla vita di tutti i giorni, con tutta una serie di espressioni. Eccolo qua, queste sono quelle riferite a gennaio. Guardate questa, Sadia de Sant'Antoi intra subita terra sul Titone, quindi il giorno di Sant'Antonio entra il tizio sottoterra, cioè si può cominciare ad arare, anche nei proverbi. Ogni cosa è riferita a quello che si può fare e non si può fare nel mondo agricolo, sempre, c'è un ritorno continuo. Poi ce n'erano alcune, per esempio, guardate questa, sia gennaio un oteni zafano, un oteni fastidio tutto sangue, questa è chiaramente molto più recente come proverbio, perché ricalca espressioni italiane, no? Quello che fa i primi dell'anno, mentre altre lo sono molto, ecco per esempio, guarda, a 3 dieste banal su pensate, bene luget luna, al terzo giorno di gennaio, bene risplende la luna, cioè le notti cominciano ad essere brevi. Questo sì che è un proverbio molto antico, che infatti in italiano non è neanche rimasto, non ce l'abbiamo, nel senso che le giornate incominciano a crescere in maniera significativa, perché è dal 14 dicembre che ricominciano, diciamo, a crescere, però è così poco che solo a partire da quella data di gennaio incomincia ad essere evidente. Allora qua sì. Poi qui abbiamo, bellini, questi alcuni io non li conoscevo per nulla, questo per esempio, Friargiu ha certato un samorada, febbraio ha litigato con l'amante e subito, l'amante in realtà non è traduzione propria,
con la fidanzata, insomma, con la persona del cuore, perché in italiano amante già, insomma, ha un'altra valenza. Poi, guardate qua, poi invece esti torrau samorada. A febbraio gli si riconosce sempre questo ruolo ambiguo, di buono e cattivo, di bello e brutto, perché è molto vicino alla... io infatti avevo anche un dubbio a proposito, aspettate, però mi sembra ce ne fosse anche un'altra, questo ve lo dico, eccolo qua per esempio. Febbraio ha due facce, è molto molto vicino tutto quello che si dice per febbraio a quello che si indicava per Giano, ancora una volta, anche se poi è gennaio, no? Però effettivamente molte di queste espressioni io ho il dubbio che in realtà in origine fossero dedicate, no? al mese di gennaio, che poi siano confluite qui, perché è un continuo ricordare quanto sia ambivalente, perché in realtà poi nella percezione anche agricola è marzo il mese, no? Che dice vabbè pazzerello, presto c'è il sole, c'è l'ombrello, no? Non febbraio, in cui in generale c'è freddo e più, no? Non è un mese così ambiguo, e qui invece secondo me si fa un forte riferimento alla figura di Giano. Io però scusate, ho detto, parlo di Giano. Giano era il romano bifronte, proprio rappresentato con due facce. Vabbè, era un dio in realtà molto più importante di quello che si pensa, perché era una faccia indicava la pace e l'altra indicava la guerra, e aveva un tempio che era importantissimo a Roma, che è stato chiuso solo 2 volte nella storia di Roma. All'inizio della monarchia, in un periodo appunto che si riteneva di grande pace, eccetera, eccetera, e poi una volta durante l'impero. Okay? Quindi era una figura particolarmente, tanto che ha dato il nome a gennaio, cioè era una divinità importantissima nel mondo romano, e aveva questa ambivalenza che poi è sempre diciamo rimasta in tutte le sue manifestazioni, e proprio in genere è raffigurato con due facce, quindi col busto, con le 2 facce, una rivolta a destra e una rivolta a sinistra, una che indicava la pace e l'altra che indicava la guerra. Vediamo qualche altra, ma stiamo per concludere, non vi preoccupate, vi darò. Allora, questo ecco, Pasqua e Natale, eccetera, eccetera. Allora, Pasqua di Natale dove sei la fai, quindi il Natale lo fai dove sei. Guardate un po' invece. La Pasqua di aprile, cioè la Pasqua, torna su Vovile, cioè torna a casa, esattamente il contrario di quello che diciamo con noi, no? Pasqua e Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. No, qui è esattamente il contrario, perché in realtà era proprio quella, cioè ripeto, il Natale era una festa tarda, minore, non così importante. Quella da fare invece era la Pasqua, che era proprio un rito fondamentale nella loro vita. Ancora poi ci sono altre espressioni, naturalmente il fatto che poi la Pasqua non ricada sempre nella stessa data, no? Ma che cambi, ritorna in altri proverbi. Guardate qua, Pasqua a marzo, annata di pane. Il raccolto sarà buono, evidentemente. La Pasqua è legata a un calcolo molto particolare della luna, evidentemente loro utilizzavano la luna per questi calcoli e in base a quello stabilivano se l'annata sarebbe stata buona o meno. Ecco, questo era quello che, era quello che vi dicevo prima. Allora, ogni Pasqua passi e ritorni, ma non venga mai, no, non è questo che vi volevo dire, la Pasqua, no sì, ve lo volevo dire per questo, la Pasqua di Pentecoste. Come vedete quindi nel sardo è rimasto proprio non solo Pasqua di Natale, no? La Pasqua di aprile, eccetera, la Pasqua dell'Epifania, ma anche la Pasqua di Pentecoste, indicando proprio una festa importantissima, quindi il termine Pasqua era utilizzato per questo. E infatti poi anche in tante altre espressioni, qui non ricordo se ne ho messe, ecco sì, faccia de vasca, allegro, noi diremmo all'irgughe vasca, che vuol dire che è la festa, proprio, cioè Pasqua è festa, è sinonimo di festa, quindi è la cosa più bella, si è più allegri, si è più contenti e rimane. Mi va a sua vasca, te succede e via dicendo. Ok, poi un'altra qua. Poi ne ho preso alcuni di aprile. Allora, questa che
con tante varianti, il celeberrima aprili o aprivi torna sull'Epuri o sull'Epri Aprili. Nel mese di aprile la lepre ritorna alla tana, che è un'espressione, non lo so, poi nella mia infanzia era tipica del fatto che ti volessi poco a poco scoprire, pure laga, guarda che no, stai attenta, laga sull'Epri da qui, perché fa giornate che sembriamo quasi a giugno e poi ritorna e precipita la temperatura. Però l'espressione è sempre quella del mondo agricolo, no? La lepre, in altre varianti, adesso non mi ricordo se l'ho messo, c'è il cane che torna all'ovile, insomma ci sono sempre animali o quello il mondo. Vabbè, per esempio anche questo, Sabar, cioè l'acqua di aprile fa nevicare, perché in realtà spesso le ultime nevi noi ce le abbiamo proprio ad aprile, arriva la precipitazione anziché acqua è neve. Ok, questo non so perché, vi dico la verità, non ho capito il significato letterale. Sì, dal 15 aprile i signori dormono. Per i signori, ho pensato questo, che sapete aprile è dolce dormire, no? Il fatto che comunque venga quella sonnolenza e che a potersi permettere di riposarsi in una società agricola fossero solo i merisi, cioè i signori. Questa è l'unica spiegazione che mi sono data, perché altre sinceramente non riesco, anche perché era un detto che io non conoscevo. E poi c'è proprio Sennore, Sennora, Sannori, quindi non il contadino, non l'agricoltore, quella non è un caso, no? Nostra Signora, Sannora, però in sardo ha proprio una valenza specifica, non come in italiano, in cui comunque lo utilizziamo per indicare una persona, sia di rispetto, ma anche una persona comune di sesso femminile, se è grande, se è adulta, è una signora. Il sardo no, Sasannora è Sasannora, l'altra è Sasrevidora, Savegna, sei altre figure. Se sei una signora sei una persona di un certo anche livello sociale. Questa è l'unica cosa, cioè l'unica idea che mi è venuta in mente. Poi se ve ne vengono altre, ripeto, che noi siamo qua sempre per imparare. Va bene. Ecco, l'altra cosa, per esempio, De Susoli o De Susovi, De Ardini, no, non questo, scusate, questo, dov'era? L'ho letto prima, quello che fa ammalare, ecco questo, De Susoli di Abrili, Candu Bodisi, Fuiri, cioè stai lontano dal sole di aprile. Susovi Movadio, non so se questo, il sole è malato, non so se questa espressione, no, l'avete sentita, perché ti viene, c'è il caldo, ti viene da star fuori, ma una cosa che si è sempre detta è questa, che a differenza, voglio dire, del sole caldo dell'estate, in cui probabilmente perché ci rimani meno, perché non lo sopporti, io penso, il sole preso ad aprile invece ti fa ammalare, ti fa stare proprio male, ci devi stare lontano, puoi starci un po', ma pochino, sempre con la testa coperta. Era questa una cosa che mi ricordo. In un altro mi sembra che addirittura dicesse che il sole di aprile faceva venire non so quale malattia, quindi evidentemente era un fatto che avevano riscontrato. La variazione, non so, di temperature, ti sudi, poi c'è freddo, chissà come, però era proprio una caratteristica. Il sole di aprile assolutamente no. Ok, mi sa che abbiamo finito, non ve ne ho messo altri perché veramente ce ne sono, per ogni mese ce ne sono 40, quindi potete tranquillamente vederli voi. E niente, quindi va bene.